Abbiamo ripreso la fiera purtroppo dopo 2 anni di difficoltà con questa pandemia e speriamo che questo sia l'inizio di un ritorno alla normalità. Più forte dei venti di guerra che hanno sostituito in poche settimane l'incubo del Covid. Nonostante tutto, per gli imprenditori veneti c'è una sola parola d'ordine: ripartire cercando di saltare i tanti ostacoli. L'occasione è la Fiera OMI di Milano, 4 giorni dedicati al mondo dell'oggettistica domestica, interior design e home hospitality. 17 le aziende venete presenti con un supporto cruciale. Abbiamo il supporto della collaborazione con la Regione Veneto, con la quale collaboreremo anche per trasferte, missioni e esperienze all'estero, vista la nostra propensione all'export. Regione e Camere di Commercio unite per supportare marchi e start-up, la creatività tutta made in Veneto, votata per lo più al green. Dagli oggetti per la cucina 100% riciclabili in ottica di economia circolare, alle bottiglie con il tappo sottostante per poterle lavare e riutilizzare, ai pannelli di arredamento modificabili dallo stesso inquilino a seconda del suo stato d'animo. Si esce con questa idea che rivoluziona un pochino il modo di pensare il visual design. Si tratta di pannelli completamente modificabili a proprio piacimento. Anche un'occasione per riallacciare rapporti e stringere accordi con l'estero. Relazioni da rinforzare anche e soprattutto in questo momento difficile, cercando sempre di guardare avanti, di guardare nel futuro.